prendiamo... Così vi scaldate un po' anche, Sì, no? sì, siamo qui apposta. Questo è un tralcio della vite, praticamente in questo caso è un cabernet. Prendiamo le gemme, le dividiamo una a una, poi prendiamo la gemma e la messa in questo caso a omega, la trattiene così, prendiamo un altro, questo è il selvatico, praticamente facciamo l'innesto. E viene fatto l'innesto? L'innesto, praticamente la gemma è messa nel selvatico. E questa viene poi paraffinata, messa in spolsatura che deve fare il callo, perché deve avere un filo conduttore, deve essere tutto in uno, in modo che qua fa la radice, qui viene fatto il germoglio, come si vede nella foto qua, messa a dimora. Durante l'estate crescono, vengono tagliate, pronte, e poi in questo periodo è la barbatella praticamente pronta per la vendita. C'è il selvatico, raccolta selvatico. Febbraio ci sono le marze e raccogliamo le pezze. A marzo facciamo l'innesto, aprile c'è la paraffina, maggio impianto, giugno germogliano, luglio cominciamo a fare la cimatura, agosto la rifiniamo, a settembre maturazione, ottobre raccolto dalla pacciamatura, il telo, novembre raccolta, dicembre vendita. È la ruota che continua sempre, no? Riparte da capo? Riparte da capo, una ruota che gira. È bellissimo. Da quanto tempo fa questo lavoro lei? Io da 14 anni ne ho praticamente 62, faccio il conto, sono 45 anni che Ma è una cosa ereditaria oppure comunque? Sì, ereditaria, sì, quindi nel nostro paese sono 250 famiglie che facciamo questo lavoro. Praticamente siamo il numero uno a livello mondiale, vivai cooperativi Rousseto, no? Praticamente io dico sempre, se uno fa un giro in aereo e vede l'Italia sotto, il 50% delle viti vengono prodotte a Rousseto. Una bella soddisfazione ma anche una responsabilità, quindi se facciamo bene il lavoro il risultato lo vedono anche gli altri. Quindi anche suo padre faceva questo lavoro? Giusto, sì. E quindi anche i miei figli continuano l'attività così. Bello? Bellissimo, sì, grazie. Dalle radici puoi assaggiare il vino. Faccio per dire che prima di piantare una pianta, se viene a Rousseto assaggia il vino. Dal gusto del vino sceglie la varietà, non solo la varietà, ma anche il clone. Può essere un po' più amabile, un po' più corposo, un po' più acido, un po' più di vari gusti. In base il gusto o il cliente che uno ha, fa la sua scelta, quindi non è una cosa da poco. Prima assaggia il vino e poi pianta la pianta, quindi è una marcia più avanti, no? Noi facciamo 60 milioni di piantine, quindi si vendono in Italia e all'estero, quindi un bello impegno e anche una bella soddisfazione, ecco, direi, no?